e il piccio pan a se andar pal mondo. Ogni mattina della pancologaria del centro si sparseva un buon profumo. Ancora prima che i versessi, la gente aspettava davanti la bottega che portassi i panini scriccanti e il pan appena sfornà. Il pancagolo si fregava le mani tutto contento. Non aveva passato per niente la notte lavorando. La cotta del mattino si vendeva in una mezz'oretta, neanche. Un bel giorno, però, sul panariol si restò un piccio pan che non si sta vendù. L'orologio suonò a mezzodì, ma il piccio pan della prima cotta stava ancora là sulla tavoletta. «Gavè il pan dell'ultima cotta?» gli domandava i clienti del dopopranzo, e nessuno lo voleva comprare. E il piccio pan della mattina era triste. Preoccupà a dirsi infra di sé: «Son sicuro che esisti qualchedun che mi mangeria anche a freddo e con la crosta che non la sei più scricante». Così ha deciso di non aspettare che lo butti via. Se nessuno mi vuol comprare, allora mi andrò via e che darò da mangiare agli affamai. Sono sicuro che là fuori avrò un'avventura speciale, ha segadito a voce alta e si andò per strada con coraggio. E passeggiava per le vie della città e era pieno di maraviglia per la vita fuori della pancogolaria. La era così tanto differente. In il giardino pubblico della città che incontrò un povero che domandava la carità. «Ha fame?» gli domanda il piccio pan. «Si sa 2 giorni che non mangio qualcosa di buono», risponde il poveretto. «L'ora, c'olte un boccone e sassite». «Che buon uomo che te son», gli risponde il povero e acciol un tocco di pan. «Dove vadi?» «Vago pal mondo a darghe de mangiare ai poveri», dice a alta voce il piccio pan e va via. La via lo porta fuori della città e dopo un par di ore di camminata, per una stradella foraman de campagna, arriva in un piccio paese. Davanti ad una povera casetta, già consumata del tempo, stava sentata una donna. La dondolava un piccio e la piangeva. Della casa correva fuori altri 3 fioi vestiti di strasse. Che maravigliati sigava: «Mare, guardè, un piccio pan!» La donna la alzò gli occhi e la speranza luceva sul sorriso. «Ma perché ti piangi?» gli dice il piccio pan. «Non te vedi? Con la casa piena di fioi. Se già passa un anno che mio marito è morto e mi sola non posso coltivare abbastanza di poter sfamare tutti quanti. La mia creatura, la più piccia, la piangi perché non ho abbastanza latte in sé. Tutto quel che ho, gli dago ai miei picci per farli crescere. Per sfamarli, cerco di non mangiarmi. Oggi sarei tutti sassi», pronuncia con importanza il piccio pan. «Sono andata al mondo perché voglio dargli da mangiare alla gente che ha fame, perciò c'holte tanti bocconi che gli occorri alla toffa mea. E la mare la rompi un boccon per ogni fio e anche un per sé medesima. Questo basterà, un boccon per ogni dun. Adesso va e dagli da mangiare ancora a qualchedun». «Non serve sta tanto»,
la disi la donna, ringraziando, e il piccio pan a salutare e a andare via. Era contento e fiero di sé perché aveva potuto aiutare la povera famiglia, anche se lui era diventato assai più piccolo da vedere. Quando arrivava vicino di una caponera, le galline che le stava beccando l'attorno e le sbeccolava l'erba, le l'ho visto. «Ma cosa vedemo?» le disi facendo coccodè. «C'è un piccio pan, c'è un piccio pan!» Le si accostò attorno di lui. «Ma che ne resta poco!» L'ora il piccio pan si sentì importante e aggadito. «Ho deciso di andare pal mondo, a dargli da mangiare a quei che ha fame». Era una grande e bella pagnocca, ma andando per strada go sazià. Prima un povero che domandava la carità, dopo una casa con tanti fioi affamai, e verdè, questo è quel che c'è restato di me. Co, che modo sai gentil! Noi avevamo gran e erba abbastanza, perciò noi te solo proveremo. E ogniduna di loro le c'ho solo una fregola. E il piccio pan già andava avanti per la sua strada. Era diventato ancora più piccio, ma assai contento. Si è mosso verso il bosco. Qua c'è tante bestie, si dice, donca anche loro le ha fame. Sotto di un grande albero, per terra, vedi un usellin. Era ancora assai piccio e cantussava tanto triste. «Cosa che capità?» ha domandato. «Sono cascato il nido e non sono abbastanza forte di poter volare. C'è tutto il giorno che non mangio. Mi pare me mare si crucierà tanto», ha spiegato con una voce assai debole. «Tol, sassite con la mia molena, così le ali le si rinforzerà», ha detto il piccio pan. E l'usellin sbegolà la molena. Mi fa un gran ben. «Ma perché te vadi così in giro?» ha domandato. «Ho deciso di andare pal mondo a dargli da mangiare ai affamai», che risponde il piccio pan. «Che cosa dà da mangiare a un povero e una famiglia con tanti fioi? Un poco le sbegola anche le galline. Te ha un gran buon cuore, già sento d'essere più forte. Ah, guarda le mie ali, le sei abbastanza forte, posso alzarmi e volar fino al nido». «Tante grazie, piccio pan, ti auguro tanta fortuna per la tua strada», ha cantussà l'usellin, ha salutato e si volà via. La notte stava calando e il piccio pan ha pensato di passarla là, vicino a un sacco di rover, e la mattina dopo dar avanti per la sua strada. Quando il sole della mattina lo svegliò, si è trovato attorno di lui un intero esercito di formigole che le lo stava guardando e che le era maravigliate. «Oh, che bel tocco di pan! Adesso potremo colmare il nostro granero per l'inverno. Ci leve tanto quanto che aveva bisogno. Dopo andrò a dargli da mangiare a chi che ha fame», ha detto il piccio pan. «Ma non è proprio tanto, te so un tocchettino piccio di pan», le si maraviglia le formigole. «Che godà da mangiare a un povero e a una famiglia con 4 fioi picci, un poco le mega sbeccà le galline, e con un usellin cascà, e che così il potuto di nuovo volare e tornare a casa».
Iera una grande pagnocca, guardè, cos che c'è resta di me, a dirsi con orgoglio il piccio pan. Avevamo già messo qualcosa da parte per l'inverno, le disi le formigole, perciò non ce l'avevo tutto quel che te avanzà. Inter graner le ga porta solo poche fregole. Le ga ringrazià e il piccio pan le ciappà di nuovo la sua strada. A era diventà quasi una grande fregola. A si arrivò in un pra colmo de sol, dove giocava i sorgetti. I sorgetti si ferma maravigliati de vede la fregola in l'erba. Cosa è questo? Par un piccio pan, ma è così piccio e noi siamo tanti. E si corsi presso la mamma sorgetta. Mare, mare, dobbiamo trovare del pan, ma che ne c'è così poco che non potevo sfamarsi tutti quanti. La mamma sorgetta la aveva tanto da far per il pranzo della sua grande famiglia. Subito la corri fuori della cucina e la guarda così che trovai i fioi. È vero, c'è un pan, ma c'è resta solo la fregola. Una brava donna di casa sa far tanto anche con poco. L'ha dito e l'ha portata la fregola in cucina. Te sono arrivata proprio al momento giusto. Stavo per far la fesa e mi mancava proprio un poco di pan. Ma da dove te vegni? La Ghiga domandò ancora. Vado pal mondo a darghe de mangiar a tutti quei che ha fame, risponde il piccio pan. Prima era una grande pagnocca che godà de mangiare a un povero e a una famiglia di vignuda povera. Dopo me ga sbeccà un poco le galline, che godà de mangiare anche a un usellin che era cascato del nido e che non aveva forze per volar casa. In ultima, go colmà il graner alle formigole. Questo è quel che c'è restato di me, a dirsi con vanto. Te mostrerò come che te puoi diventare di nuovo grande, disse la mamma sorgetta. La ciappa il piccio pan e la lo mescola con la fesa, che già cominciava a gonfiarsi. E il piccio pan a se senti crescere e a farsi sempre più grosso. La padrona di casa la lo mette in la farina appena macinata e la lavora il paston che si alza ancora di più. E il piccio pan non credeva ai suoi occhi. Era di un botto diventato di nuovo come che era appena venuto dal forno, la stessa bella pagnocca. Ti sono una vera striga, gli ha detto il piccio pan saltussando dell'entusiasmo. Sono il medesimo che ero una volta. Ci darò dei tocchi per la mia piccia famiglia. Ai miei picci che piace il pan, disse la mamma sorgetta. Adesso va, che ne c'è ancora tanti per il mondo che ti te farà contenti. E il piccio pan era felice pensando che potrà sfamare ancora qualche d'un. A salutare e si partì pronto per incontrare il suo destino.